Adesso la fusione dei comuni veneti, un'occasione da non perdere, che lo sostiene il sindacato dei pensionati che parla dei tantissimi vantaggi. Allora sentiamo quali sono nel prossimo servizio. Il prossimo 16 di dicembre ci sono 82.000 cittadini interessati alla fusione dei propri comuni, sono 26 in tutto nel Veneto, un appuntamento quindi importante. Perché se vincessero i sì, i vantaggi sarebbero innumerevoli, secondo quanto sostiene il sindacato dei pensionati. Con le fusioni infatti si avranno meno tasse, meno costi e più servizi. Sono 112 milioni gli euro che arrivano in Veneto a questi comuni laddove si dovesse avere un esito positivo e favorevole del voto di quei cittadini, che si aggiungono ai 5 milioni e mezzo che mette la Regione Veneto. Quindi abbiamo, come dire, un recupero di gettito importante di trasferimenti statali. Teniamo conto che negli ultimi anni questi comuni hanno perso 40 milioni, più del 40% dei trasferimenti statali, e quindi recuperano una larga parte che può essere dedicata non solo all'abbassamento delle tariffe, delle imposte, che sappiamo essere sempre più pesanti nel nostro Paese e anche nella nostra Regione. Le nuove amministrazioni potranno abbassare non solo il livello dei tributi locali, ma anche delle tariffe dedicate ai servizi sociali erogati ai cittadini. Pensiamo solo, come dire, al risparmio dei costi istituzionali, non avremo più 2 sindaci, ne avremo uno, non avremo più 2 consigli comunali, ne avremo uno, e così via. E questi sono costi che si abbattono immediatamente. E poi in prospettiva abbiamo quelli che noi chiamiamo un risparmio vero sull'erogazione dei servizi, perché quando si fa massa critica vuol dire che i costi fissi di quei servizi si abbassano e si spalmano su un numero maggiore di abitanti. Quindi in prospettiva, non da subito, ma in prospettiva ci saranno risparmi importanti. La CGIL si rivolge ai sindaci e soprattutto ai cittadini. L'appello va ai cittadini, ovviamente, che vanno a votare, intanto andare a votare, perché al di là del fatto che non c'è il quorum, ma è giusto, come dire, che i cittadini siano in qualche maniera protagonisti del nuovo futuro dei propri municipi e dei propri comuni, delle proprie comunità. Un appello ai sindaci, noi lo diciamo sempre in questi casi, c'è la possibilità di fare la fusione a comune unico oppure la fusione tenendo le municipalità. Se tenete le municipalità bisogna sapere che i tributi potranno essere differenziati ancora per altri 5 anni.